Buonasera a tutti, BCTV. Oggi è prima di marzo 2026, abbiamo finito il mese di Breaglio, come siamo entrato sul mese nuovo, sul mese di marzo. Bene, vediamo diretto come si presenta questa di è calcolata, oggi la deve mantenere tutto una questa conquistatura. Però Crasa ha già cominciato a fare un po' commento, poi sul giornale avevate scritto che praticamente questo comincio di verano non si manifesta attaccato un po' usabba e sul tempo malo. Ecco, questo è steso come si presenta sul paesaggio in bici e te non narra, te lo Saravallo, non narra addirittura qualche coltivava verso Salbato la domenica, 14 gradi temperatura massima, 7 gradi sa minima, mese calcolato belle che tutto la die che in qualche coltivo è abba verso Salbato e non ne presentaia di abba. Crasa lunedì, 14 gradi al massimo, 8 minimo, insomma, stesse belle che calcolato tutto la die che in qualche coltivo di abba verso la strese de orta de die. Bene, comenzamos que esa nova site, vamos, comincio già a dare, a rammentare che il rete de Martu a Salvatore e Mesa, questa rappresentazione dell'opera di Giuseppina Doneddu, sul Museo Mac di Lula, a Bambole di Betulla, che in viso è stato già presentato, dialoga con l'autrice, dottoressa Franca Carboni, professor Domenico Fumagalli, poi letture, professoressa Mariolina Mannia. Bene, bene, bene. I dimos che mi pare che Rosetta va pattonate l'appuntamento, verifichiamo il diretto. La scuola sono sempre sotto posto a sparisi. Gianfranca mi domanda storica. Gianfranco non prende gli impegni per il 6 venerdì alle alle 6. 5:30. No, este è Susese. E Susese esatto evento che è un evento importante, viene a scorso la presentazione del suo libro, del Bustiano Piloso e Daniele Cossello, in un bel Daniele conta tutta la storia più o meno, cosa che ha contato, da dire che io l'ho fatto in intervista, però una cosa è stata lei scritta in tutto sul data, sull'appuntamento, sul loco, eccetera, eccetera, una memoria incredibile, Daniele, ed è giusto che qualcuno ha fatto questo libro e l'ha posto in papiro in modo tale che non se ne perda questa cosa. Ecco, su queste, sa di SS, sa schimbe mesa, e praticamente sul Museo del Costume, e sa sala Lellio, come risultato a 20 puntos,
poi sicuramente bestia la delta a volta vecchiotto, ma ve lo hanno abbassato per una irregolarità sportiva, cioè una piscina chi non poteva giocare, che hai iscritto in un'altra squadra, ma naturale, insomma, penso che sia questo il problema. Invece Sabittese purtroppo ha perduto in fondi 2-1, mi manca il giocatore, la Sabittese, mi manca Iata e comunque su Forni estesi con in classifica e quindi una squadra a metà volte, insomma, già una buona prestazione, ma chiaramente hanno batta problema già dei giocatori che mancano, pur di tanto non si può fare. Andiamo da innanzi le cose succedendo sul gruppo dei Santuioli, che sono vecine a pettire, ecco questi sono simboli che io che ne pintate da innanzi, sì. E questo è lo che è pintato in palla, è veramente bello il giubbotto, complimenti. Ecco il gruppo no, che è pronto a organizzarsi e no, che è già pronto a partire, quindi colano e colano però pettire possa essere esatto io gli che poi è una extra potuto canto insomma e quindi sia generoso che tocca di lo essere che già è del tutto proprio questa da chi queriamo lo boscheria può anche intendere viene una canzone che han posto sul gruppo troppa vizzichesa insomma non si sono chiamato stroppa però gruppo vizzichese mi pare che hanno fatto la banda bassotti hanno posto una bella canzone mi paria della Repo mannata su a Inocchia però non veste evidentemente arrivata no, a beste però non che la soidenne così la sappo comunque bollata in tenere che è veramente bella niente abbiamo scolato già a San Michele non questa canzone comunque bollata in tenere su Matessi cosa inviato la canzone Campo si chiama inteso e sarà sfilata Estorado su tempo sveglio con risa si impazza se sono de bifano sa notte si intendi de fuoco e mistero e batti su coro che tamburo antico in braccia e mercato sa banda è pronta un tromba se timpano chi fa gente mare barbaneris mascheras tontas si ponen a ballare a cantare carnevale balla viti suona più forte satanda in logo pensa al mercato e sto tu in festa godeo e sto che gioco bancaneris in giro con sono chi fa che tremare su coro carnevale no è solo un dì esta alegría es vida es coro esas risas corren donde esta gente que en colores que pintan su cielo su paso es tan antiguo ma sempre presente tradizione che non muore mai in suo tempo
perfetto, veramente perfetto. Non battono un cantante, non battono è una cosa atta a questa intelligenza artificiale e quindi questo mostra veramente l'impegno di un gruppo che io chiamo a titolo non scusta la vita che queremos, ma è scusta la vita che queremos. Decente voi, come questo del suo comitato, che io sono vescino a pettire, adesso sono fatto giocare a giocare, di tutto lo che hanno partecipato a organizzare, di tutto lo che hanno partecipato a si sfilata e complimenti pure sul gruppo di Achimusu, veramente una idea di ispantu e ne siamo contento meta. Bene, poi ispantu poi l'amo questo Manzano che è arrivato sul gruppo adesso Giro de Sardegna, però non mazzapo la zizia, sono un attimino che la schirco, la sapo atta, ma non. Eccola qua, la giochimo in occhio, la giochimo un attimeddu, ecco, questo è il toccamento, il regolamento del traffico, e poi abbiamo già los horarios in occhio, bivio bitti, 11:40, colana, poi bivio di Onani 11:46, bivio di Lula 11:48, quindi verso tocca che nos impostiamo a Sinie verso la Zunni che è quarto, Zunni che è mese, insomma, massimo che poterne venire a anticipare in cui la strada da Chieniti da Euruna, insomma, è facile per sul ciclista e poi in queste viene impennente, quindi poterne dare chi accudano di pruso. Bene, sul percorso bollapo già mostrato l'altra die, scusto, con Ugoro, Rune Bitti, Lula, poi Siniscola, Posada Budoni, San Teodoro, Porto San Paolo, Golfaranci, Pitulungu e Olbia Torras a tappa di arrivo. Bene, mi pare che appena già mostrato tutto, ecco qua, del suo comitato che deve investire, abbiamo dato già toccamento e tutto a posto, insomma, abbiamo fatto sul gruppo, abbiamo mostrato tutto e quindi potremmo scolare tranquillamente sul giornale, ricominciamo scritto Unione Sarda, scacco all'Iran, ucciso Khamenei in buon'ora, come tanto bisogna tutto il vergine del suo paradiso che l'aspettano e poi viene da tutto questo spoverito il depizzino che ha mandato preno de esplosivo poi che esplodere come sulla nannare ma scusa in un bason al vergine che non ha spromesso e l'hanno a brincare a coddolo. USA e Israele hanno scatenato l'attacco, la brigata Sassari vola in Libano, cioè la brigata Sassari deve fare servizi in Libano, quindi va bene in quel corso ma sul servizio che le andate sono al deserto da guerra. Pale Pannelli alle porte di Sassari, il 41 bis tra piazza e polemiche, il 1500 in Ockenarata, io mi risulta che ne massimo che in Becento, perché la Sardegna non è una colonia penale. La manifestazione voluta ieri dalla Santa Torre, confederali, ci sono la maggioranza un po' meno, la destra da destra l'ha abbordata, a noi detenuti il 41 bis li ha portati il governo Conte, questo è il vero che sulla delibera è stata su 2001 e su 2011, ma l'ipocrisia politica non ha limite di nessun tipo. Andiamo da innanzi, che sa la prima pagina della nuova, no al 41 bis, pronti a protestare a Roma, la mobilitazione 1000 persone, no che già non che in Becento ne manco, però io conosco questo cortile, insomma, massimo vista che in Becento persone. 1000 persone rispondono all'appello della Presidente Todde, poi leghiamo l'articolo, USA e Israele, attacco all'Iran, Teheran risponde alle bombe, ucciso Khamenei, allarme per migliaia di italiani. Eccetera, eccetera. Andiamo da innanzi, che sa, entriamo in merito de esos artículos. El primo articolo riguarda esa zona nostra, Biosfera Tepilora, obiettivo giovani, un bando per costituire la consulta. Bitti pubblicato l'avviso per coinvolgere i futuri custodi ambientali. Ecco qua. Il Parco Naturale Regionale di Tepilora ha pubblicato un avviso per la
costituzione della consulta dei giovani della riserva biosfera. L'obiettivo è quello di coinvolgere i giovani del territorio negli organismi di governance e nello sviluppo delle attività in linea con le indicazioni emerse nel quinto congresso mondiale del programma MAB UNESCO tenutosi in Cina a settembre. In questo modo sarà possibile dare attuazione alle direttive internazionali promosse dall'UNESCO, che riconosce nei giovani non solo i beneficiari delle politiche ambientali, ma i veri coprotagonisti del cambiamento e i custodi futuri del patrimonio naturale e culturale, spiega una nota del parco. L'iniziativa è in linea con la strategia UNESCO per la gioventù e con le raccomandazioni del piano di d'azione di Lima che per il programma MAB UNESCO. Il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni è considerato un requisito essenziale per la gestione delle riserve della biosfera, e quindi per questo bando chi è interessato poi magari me lo procuro ecco come funziona questa cosa. La candidatura dovrà essere presentata via mail all'indirizzo protocollo parcoditepilora.it entro le ore 12 di martedì 27 marzo, compilando l'apposito modulo allegato, copia di un documento di identità, eventuale autorizzazione di un genitore e una breve lettera motivazionale di massimo 500 parole. I membri della consulta dei giovani rimarranno in carica sino al 30 giugno 2029. Per maggiori info chiamare il 0784 165 00 49, mail protocollo parcoditepilora.it, scriverà o al Parco Naturale Regionale di Tepilora, scrivere, narrativo che invece scriverà, o scrivere al Parco Tepilora Regionale di via Attilio De Feno 69 Bitti, NU. In alternativa si può contattare il numero di telefono 0784 165 00 49, chi l'ha chiamato. Allora, che ruolo ha questo spizzino? Vediamo un po'. La consulta sarà costituita da 20 componenti e sarà un organismo consultivo e i pareri pur non vincolanti saranno tenuti in considerazione. Proposito nei confronti del comitato di gestione per favorire il coinvolgimento diretto dei giovani, sostenere il loro protagonismo, promuovere la consapevolezza dei valori del territorio tra i ragazzi. Svolgerà un ruolo divulgativo agendo come ambasciatrice dei valori MAB, eleggerà al proprio interno un coordinatore e un segretario che sarà presente senza diritto di voto agli incontri del comitato di gestione. Possono presentare domanda di partecipazione i giovani tra 16 e 35 anni residenti in uno dei comuni della riserva. Ho dimostrato legame con il territorio. Occorre anche interesse per le tematiche della sostenibilità, tutela ambientale e sviluppo locale. Quindi leggete questo articolo, chi è interessato, chi la cosa è veramente interessante. Andiamo da innanzi, si viaggia alla scoperta del Brasile, sulle tracce dei missionari sardi, scambio interculturale, protagonisti gli studenti di liceo classico Asproni, a tu per tu, con padre Eritu, emozioni nell'auditorium padre Ciriaco Carzedda, cioè praticamente sulle tracce dei missionari sardi, appunto padre Ciriaco Carzedda è adesso missionario sardo in Brasile. Tigro, pensionato in Germania, l'occhimaio di Amos spessare, cani anziani e abbandonati potranno essere adottati da famiglie tedesche. Per questa associazione, insomma, accordo di collaborazione tra i gestori di Rock Deutsch, due associazioni cinofile bavaresi. Cioè chi è bacano e l'anziano lo potete mandare in Germania e lo scollino, insomma, dei gai, ecco. Tigro è un cane da pastore che ha 9 anni, alcuni mesi fa l'avevano investito a Tertenia e da allora soggiorna al canile di Tortolì. La sua carta d'identità è ingiallita
e qui in Ogliastra, anche in virtù della sua taglia medio-grande, faticherebbe a trovare una nuova famiglia. Rischierebbe di trascorrere il resto dei suoi giorni nella struttura di Monte Artu. Il 27 marzo la sua vita subirà una svolta. Emigrerà in Germania, dove tramite un'associazione che collabora con la cooperativa Rock e Dog di Il Bono, che gestisce il canile di Tortolì, comincerà la sua terza vita con la famiglia adottiva. Andrà lì a svernare, come fanno altri esemplari della sua specie nati in Ogliastra, che in terra tedesca trovano nuovo calore e affetto. Ma una cosa interessante, bello questa. Piccoli comuni, custodi dell'acqua, sono cursos che non sono iscritti a Banoa, dalla regione 18 milioni di euro per le reti idriche autonome da EGAS. Gli amministratori, i sindaci guardano con favore. Da Gadoni Francesco Pedio evidenzia: questo finanziamento consentirà finalmente di programmare e realizzare interventi strutturali e massicci sulla rete idrica comunale, datata di oltre 30 anni, riducendo le perdite, migliorando l'efficienza del sistema e garantendo un servizio più moderno e sostenibile. 6 milioni di euro annui ripartiti fra beneficiari, spiega, rappresentando un'opportunità per implementare sistemi di gestione automatizzati e tecnologie innovative che permetteranno un controllo più puntuale e maggiore tempestività negli interventi. Il riconoscimento: sono molto soddisfatta, dice la sindaca di Orsai Maddalena Agus, è la prima volta che la regione ci riconosce delle risorse ad hoc che, seppur limitate, sono un punto di partenza importante. Lavoreremo per migliorare reti e servizi ai cittadini che finora abbiamo tutelato con i soli fondi del bilancio comunale. Pure Sue Arsana, eccetera, eccetera. E nel intervistato sono lo comune non iscritto da Banoa. Allora, andiamo da innanzi, entriamo in Nucoro, un convegno su Asproni alla casa di Sebastiano, e la casa di Sebastiano Sata, programma. Questa è l'associazione mazziniana. L'assemblea dell'associazione mazziniana Giorgio Asproni riunita nei giorni scorsi nel bar Camboso sotto la guida del presidente Enrico Pau, ha annunciato le nuove iniziative culturali. L'incontro è stato occasione per rendere omaggio alla figura di Piero Gobbetti nel centenario della morte avvenuta a soli 25 anni a causa delle violenze fasciste. E quindi è una cosa su Gobbetti. Exme, club di Jane Austen Sardegna, Cosima, laboratorio di lettura dedicato a Grazia Deledda. Approdano in città i laboratori di lettura del club Jane Austen Sardegna, Cosima di Grazia Deledda e la Grazia della fragilità di Franco Arminio aprono il percorso 2026. Allora, andiamo da innanzi. La Sassari in Libano, in un'area di nuovo bollente. La missione UNIFIL durerà 6 mesi. Alla brigata il comando dei caschi blu. Poi e a Cagliari ritorna in piazza la mobilitazione per l'Ucraina, uniti per non dimenticarla. È un tanto nemico. Bandiere al vento e 200 persone a sostegno di Kiev. Bandiere blu e gialle che si muovono leggere nel vento, bambini tra le braccia dei genitori, giovani e donne che osservano con occhi attenti. Cagliari ieri è tornata in piazza per l'Ucraina per testimoniare vicinanza e solidarietà a chi vive da 4 anni sotto il peso della guerra. Piazza Garibaldi si è trasformata in un mosaico di volti e colori. Circa 200 persone si sono raccolte dal primo pomeriggio per ritrovarsi, consolarsi e ascoltare le voci di chi, volente o nolente, la guerra l'ha vista da vicino. Pochi laureati, tra i 25 e i 49 anni, la Sardegna è la penultima regione. Il report di Confindustria: l'isola perde mezzo miliardo l'anno
dai redditi imponibili, cioè praticamente siamo ultimi in questa cosa. Ciclone Harry, arrivano nei ristori, slittano le tasse e i CIG per i lavoratori, cassa integrazione per i lavoratori. In arrivo i fondi per la popolazione e le imprese di Sardegna, Sicilia e Calabria. L'assessore Agus, fondamentale che comprenda tutti i danni del maltempo. Ritornano nuvole e pioggia, stop al break di primavera. Nei prossimi giorni l'anticiclone allenterà la presa sul Mediterraneo. I venti di scirocco potrebbero spingere la sabbia del Sahara sull'isola, addirittura non che potrebbe avere pure caldo con temperature al di sopra della media del periodo, ma anche qualche pioggia, con il pericolo che le sabbie del Sahara colorino di rosso anche i cieli della Sardegna. Secondo le ultime previsioni meteorologiche, l'alta pressione continuerà a caratterizzare l'avvio di marzo, ma dopo giorni dal sapore primaverile si intravede un temporaneo indebolimento che potrebbe interrompere almeno in parte la fase stabile anche sulla Sardegna. Riso da difendere nell'isola quasi 300.000 quintali l'anno. Introdurre una clausola di salvaguardia automatica del nuovo regolamento sulle preferenze generalizzate capace di fermare le eccessive importazioni di riso dal sud-est asiatico, in particolare da Cambogia, Myanmar, che minacciano la sopravvivenza del settore europeo. Questa è la richiesta di Confindustria e Coppa avanzata a Bruxelles dal presidente Massimiliano Giansanti. Giustamente, insomma, bisogna deporre riparo. 41 bis, Todde, vogliamo rispetto, pronti a manifestare a Roma. Oltre 1.000 persone a Cagliari hanno risposto all'appello della Presidente contro l'arrivo dei boss, anche 100 sindaci, associazioni, sindacati ed imprese. Cagliari, più di 1.000 persone davanti alla sede della prefettura di Cagliari per dire no al trasferimento nell'isola di un terzo di tutti i detenuti 41 bis, ristretti nelle diverse carceri del paese. Mai prima d'ora il presidente della regione aveva promosso o convocato una manifestazione di piazza contro un atto del governo. Ieri all'appello della presidente Todde hanno risposto decine di sindaci, oltre 120 coloro che hanno aderito, sindacati, rappresentanti delle forze sociali e del volontariato. Al completo i dirigenti del campo largo, così come i loro consiglieri regionali. Una manifestazione dove i toni dell'intervento sono rimasti contenuti, ma che ha fatto intendere chiaramente che quella di ieri è solo la prima di una serie di iniziative che la Regione assumerà da qui a fine marzo, quando dovrebbe completarsi, secondo il calendario ufficioso, l'arrivo di quasi 200 detenuti al 41 bis nelle carceri sarde, che si aggiungeranno ai già 90 presenti. Un primo passo dunque che non esclude anche iniziative istituzionali a Roma. La Fondo di Fratelli d'Italia, la piazza un flop, un coordinatore, dal coordinatore Mura, dal deputato Deida, critiche alla manifestazione. In attesa dell'arrivo, domani a Sassari, del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, responsabile politico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il centrodestra commenta negativamente la manifestazione che si è tenuta ieri a Piazza Palazzo. La piazza, convocata sul tema del 41 bis, si è rivelata ben al di sotto delle aspettative che la Presidente Todde aveva alimentato nei giorni precedenti. Un dato politico evidente che non può essere nascosto dietro slogan o narrazioni autocelebrative. I sardi, così il deputato di Fratelli d'Italia Francesco Mura, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, hanno dimostrato maturità e senso critico. Hanno compreso che quella mobilitazione non nasceva da un reale confronto sul merito del tema, ma rappresentava l'ennesima operazione di comunicazione utile
di comunicazione utile a distogliere l'attenzione dai problemi gravissimi che oggi stanno travolgendo la giunta regionale. La Sardegna vive una fase di profonda incertezza istituzionale. La vicenda legata alla possibile decadenza della Presidente pesa come un macigno sulla stabilità dell'esecutivo, mentre in ambito sanitario, conclude Mura, regna un caos che ha lasciato il sistema di fatto privo di una guida chiara e autorevole, generando tensioni interne alla maggioranza e una crisi politica senza precedenti. Politica. Nell'isola pochi laureati si salvano le città. Istruzione universitaria, Sardegna maglia nera, gap salariale di 520 milioni. Non siamo la colonia del 41 bis, 1500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca, fu Conte a portare i primi boss. E Gai Matessi Est. Allarme dei sindaci, infiltrazione mafiosa, qui non c'è spazio. Tra i detenuti in isolamento e stranieri già in emergenza, la situazione dei penitenziari sardi, a Cagliari e Sassari, il nodo sovraffollamento. Todde PD, tregua per il referendum, tensioni congelate durante le 3 settimane di campagna per il 22 e il 23 marzo. I sorrisi, gli abbracci e la condivisione del palco in piazza Palazzo non cambiano la sostanza. Il PD è scontento ed Alessandra Todde chiede un cambio di passo e una verifica dopo 2 anni di legislatura. È vero, le segreterie romane spingono per evitare la rottura, ma questa non è una notizia. Sarebbe strano se non lo facessero, perché a poco più di un anno dalle elezioni politiche il centro-sinistra non vuole certo perdere il controllo di una delle regioni che governa e comunque a nessuno conviene mandare tutto all'aria. Lo stesso segretario Dem Silvio Lai ha precisato in direzione regionale del partito che noi non stiamo provocando alcuna crisi, sarebbe da irresponsabili. Il giorno che dovessimo decidere di aprire una crisi lo dichiareremo apertamente. Ma allora cosa succederà concretamente da qui in poi? In teoria la governatrice potrebbe non far tesoro di nessuno dei consigli Dem e la legislatura andrebbe avanti fino a scadenza naturale, ma al prezzo di una possibile mancata ricandidatura alla presidenza della regione. Pure di Ateschi la tornerà a candidare. Che non si lega in nulla, vabbè. Legge elettorale con nuove regole, impossibile fare previsioni. Senza consenso è stupro. Con corteo contro il DDL Buongiorno a Roma. Andiamo alla politica internazionale, la furia di Trump contro l'Iran, Khamenei morto sotto i missili. La Casa Bianca, possiamo fermarci in 2-3 giorni o proseguire. La Croce Rossa, 200 vittime, Teheran, 85 scolari uccisi da Israele. Attacco all'Iran, bombe di USA e Israele, Teheran risponde, i media di Tel Aviv, Khamenei è morto. Secondo la Mezzaluna Rossa, oltre 200 persone sono decedute, 747 sono rimaste uccise. Pechino e Mosca, aggressioni immotivate, certo motivate sono sassuali, le reazioni e le richieste dei leader mondiali. Non sono motivate, non tutto motivate, sotto canto imperialismo, sia curso americano, sia curso russo, che in questo tancamos los novela de hoy e nos damos l'appuntamento a Coma Pacu, chissà cosa ciclistica ficola in bici in cui in praza su casifizio ovviamente te binarano in cosa cruna ma battono un numero che come non me lamento, insomma si incrocio e chi prendete a sa le strada chiedete da Euruna il 386 e chi ortata a sa bici solo.
Bene, a menso bidereddi e buon a tutto da Bizzi TV, adioso e menso da casa.